Si allenava con l'Akragas da alcuni giorni, oggi invece la dirigenza lo ufficializza. Ci riferiamo all'esterno d'attacco Giuseppe Prestia, palermitano classe 95, proveniente dalla Nissa. Lo hanno voluto fortemente la presidente Sonia Giordano e il direttore generale Giuseppe Deni, i quali hanno dato carta bianca al DS Peppe Camarata per concludere l'operazione. In precedenza Prestia era stato in forza al Canicattì dell'allora tecnico Pippo Romano, iniziando il proprio percorso calcistico nel giovanile del Trapani di Roberto Boscaglia, che lo conosce molto bene. 2 stagioni in C con la compagine Granata per poi transitare in Lega Pro con il Milazzo. Ancora una stagione in D con il Marsala e quindi poi in eccellenza con Dattilo, Riviera Marmi, San Cataldese, Canicattì e ultimamente pure anche con la Folgore. Giuseppe Prestia è pronto per l'esordio e probabilmente lo si vedrà all'opera in occasione della prossima sfida interna con il Casertermini. Un'altra novità di mercato riguarda l'ex DS biancazzurro Ernesto Russello, che in queste ultime ore ha raggiunto l'accordo con la San Cataldese in Serie D. Assieme a lui arriva nella città nissena il tecnico Giovanni Campanella per qualche anno alla guida del Licata.